L'esposizione a PFAS in rapporto agli attuali limiti cautelativi per l'esposizione cronica stabiliti dall'Ente Europeo per la Sicurezza Alimentare non evidenzia criticità per la sicurezza alimentare stessa. A questa conclusione è giunto il piano di monitoraggio degli alimenti realizzato e valutato dall'Istituto Superiore di Sanità. È stata una verifica, un'indagine molto approfondita che ha dato dei risultati assolutamente rassicuranti sia per i consumatori ma anche per coloro i quali hanno aziende e lavorano nel settore zootecnico e comunque sia nel settore più ampio agricolo. Possiamo dire ad oggi che i consumatori veneti possono stare tranquilli, possono mangiare tranquillamente i prodotti veneti, non ci sono difficoltà, già EFSA ha dato un primo ok alle verifiche fatte dall'Istituto Superiore di Sanità, adesso procederemo con un ulteriore approfondimento, ma direi che di massima, anzi sicuramente non ci sono difficoltà nel consumare questi alimenti. Sono stati prelevati 614 campioni di alimenti di origine vegetale, frutta, uva da vino, ortaggi e cereali. Successivamente le analisi hanno interessato 634 campioni di alimenti di origine animale, quali muscolo e fegato di suini, avicoli e bovini da carne, oltre che latte, uova e pesci di cattura. Il livello di contaminazione maggiore si è riscontrato in alcune tipologie di prodotti di origine animale, fondamentalmente legati a caratteristiche di autoconsumo, cioè quegli allevamenti ad esempio tipici delle condizioni rurali domestiche, perché gli allevamenti intensivi praticamente sono risultati esenti dal problema di contaminazione, che non si traducono immediatamente in un problema di sicurezza alimentare, ma che vanno osservati e contenuti anche dal punto di vista del principio di precauzione. Sulla base dei risultati della ricerca, il presidente Luca Zaia ha emesso un'ordinanza per vietare il consumo di pesce pescato nelle acque superficiali in tutti i 21 comuni della cosiddetta zona rossa. Questo divieto è in vigore dal 10 novembre e lo resterà per un anno intero.